No, no, non ci sta qui. Aumenta medio livello. C'è qualche cosa da medio livello che possiamo togliere per mettere questo? Qui c'è un parco. È che qua deve avere pure una zona abbastanza grande per riuscire a espanderlo poi. Aspettate. Cosa c'è qua? Possiamo togliere questo e aggiungere l'ospedale qua. Troppo stretto. Dobbiamo metterlo, ragazzi, da qualche parte. E sapete cosa faccio? Lo metto qua adesso. Per forza. Perché qua c'è la stazione di polizia. Ma non posso più farlo. Lo metto qua e basta. Eccolo qua. Abbiamo perso un paio di migliaia di persone, però. Allora, abbiamo messo l'ospedale. Aggiungiamo qualcosa come il furgone della salute. Eccolo qua, per il centro della salute. Benissimo. Un furgone della salute per le vie della città. Questo furgone contribuisce all'igiene, rimuove molti germi e promuove le malattie. Prevenire è meglio che curare. Ne mettiamo 2 che sono ottimi per prevenire tutto. La clinica la lasciamo aperta per il momento finché l'ospedale non entra a pieno regime. Abbiamo recuperato un po' di soldi. Abbiamo perso un po' di soldi per via del miglioramento. Ah, ecco, la casa del sindaco può essere migliorata. Come va la felicità? 79, perfetto. Possiamo mettere la fontanella che aumenta il valore del terreno. Modulo del municipio, ok. Qui, come va? Possiamo tirare su un altro piano d'appartamenti? Vai, un altro piano di appartamenti qua in alto. Mamma mia quanto è alta questa torre, eh? Guardate un po' che figa. Nuovo piano di appartamenti. Le industrie vanno bene. Vediamo come vanno qui. L'archeologia come sta andando. Ecco, il metallo, ragazzi, glielo stiamo mandando alla grande. E tra poco forse la terminiamo se qualcuno manda anche le televisioni. Perfetto. Dai, ragazzi, vediamo come va qua l'energia. Vorrei mettere la centrale nucleare. Questa quanto consuma? 1500 al giorno e produce 300 megawatt. Questa però potrei. Vediamo qua cosa c'è. Ah, ecco la centrale. Dov'è? Eccola qua, elettrica onde, che potrebbe essere bellina da vedere. Fondi un totale di 100 tonnellate. Alto forno. Stiamo fondendo come se non ci fosse un domani. E adesso facciamo un'altra bella cosa. Ah, aspettate che se si fanno queste cose bisogna avere la città in pausa. Tagliamo qua. Questa pure. E aggiungiamo un altro forno per il metallo. Tiriamo via tiriamo un'altra strada. Ehi, altra stradina. Ok. Ecco questi stupidi problemi al solito. Ok. Così, ragazzi, con un altro forno disponibile bruceremo più carbone e più minerali e avremo altro metallo in più. Guardate che forza. Vediamo se si attiva la caldaia. Vediamo se inizia a colare il metallo. Il ferro, eccolo qua. Mamma mia, creeremo il metallo immediatamente. L'energia. L'acqua. Le acque reflue appena sopra la norma. Aggiungiamo un altro tubo di depurazione qui. 41.000 abitanti. Vediamo se hanno finito l'ultimo piano. L'hanno finito. E si affittano appartamenti a partire da $1.600 l'ora. Wow. Perfetto. I furgoni della salute come vanno? Dov'è? L'ospedale funziona. Adesso il livello di... Che succede? Ah, la villa del sindaco. Altro miglioramento. E altra statua nel tetto. Ah, ecco, come vanno i furgoni della salute? Vediamo un po'. Allora, mappa della salute. Allora, in cura, feriti, malattie, concentrazione di batteri in questa zona, perché ovviamente è una zona, un'ex zona industriale. Quindi, allora noi adesso cercheremo con i furgoncini della salute. Questo è un furgone della salute, vero?
Sì, ecco, guardate il furgone della salute che va a insegnare abitudini salutari ai sim. Ecco, potete vedere che le case da rosso, vediamo un po', diventano bianco. Vediamo un po' se il furgoncino passa anche nell'altra casa. Ecco, potete vedere come aiutano molto la popolazione questi furgoncini. E infatti io gliene aggiungo un altro ancora. Lo so, ma vabbè, dai, ma rompiscatole queste case, via, dai, ma non lo so. Tutto per cosa? Per un vabbè, ecco, costruite meno. E aggiungiamo anche, ragazzi, il quarto furgoncino. Dai, dobbiamo prevenire al massimo. Ok, abbiamo ricevuto del carbone in regalo, grazie. Vediamo un po' qua su come va. Saliamo, saliamo, altro piano. Altro piano. Piano d'appartamenti, vai. Mamma mia quanto è alta questa torre, guardate che figa. Altro piano d'appartamenti. Perfetto, abbiamo collocato... Ah, l'energia sta iniziando a scarseggiare. Come va qua? Il deposito è pieno. Che piagnucoloni. Vai. Il problema è che c'è questa unica no, non è l'unica. Ah, sì, forse è l'unica. Facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. Ecco fatto. E adesso il traffico sarà sicuramente inferiore, perché portiamo anche un po' di macchine qua. Ci sono 2 ponti comunque. È meglio farne un altro, ragazzi. Fare un terzo ponte che passi... Si può fare? Eccolo qua. Altro ponte. Guardate un po'. Ponte sopra ponte. Dove siamo qua? A Los Angeles. Guardate che figo. E adesso il traffico dovrà diminuire drasticamente attraverso questa galleria che è appena visibile. Si passa dall'altra parte e adesso il traffico sarà meno congestionato, sicuramente. Guardate quante vie di accesso abbiamo alla nostra cittadina principale. Abbiamo un bel po' di soldi che stiamo perdendo a livello orario, ma il fatturato è enormemente elevato. Allora, come vanno le megatorri? Sono insoddisfatti. Oh! Ma come mai? Ecco dove abbiamo perso tutti questi soldi. Ma c'è una zona per i pompieri? Vediamo un po'. No. No, non ce ne sono piani per spegnere il fuoco qua. Ma come si fa adesso? Non mi dite che si incendia tutto. È ancora in fiamme. Ve ne andate, ma io che ci posso fare che è andato a fuoco il piano? Come si fa a spegnere questo fuoco pure stesso? I pompieri dove sono? E come si fa ad arrivare fin qui? Ah, eccoli che stanno arrivando. Forza! Che succede qua? Pure rosso. Ah, sì. Ma adesso... aspettate. Guardate il camioncino dei pompieri come è bloccato. Ancora in fiamme. Qua se ne sta andando in fiamme tutta la torre. Se non la spengono. Guardate quanti soldi che sto perdendo. Dai. Oh, è entrato, ragazzi. Speriamo che riescono a spegnerlo. Abbiamo perso 3 piani, Rottura di scatole. L'hanno spento? Allora, ripara piano. Ripara piano. Oh, tutto per un incendio stupido. Rottura di scatole. Guardate quanti soldi che stiamo perdendo. E questo lo dobbiamo risolvere. Collochiamo, ragazzi, un... Dov'è? Come dire, una zona per... Come si chiama? Una caserma dei pompieri da questa parte per spegnere gli incendi. Nuovo miglioramento nella villa del sindaco. Aggiungiamo il banco per il barbecue. Ecco, speriamo che venga ripopolata in fretta. Si affittano appartamenti. Vogliamo piani di parco, di centri commerciali. Questa torre è fantastica. Allora, ecco, stanno arrivando nuovamente i residenti. Perfetto, sono ritornati tutti. Anzi no, qua no. Popolazione residente ne abbiamo pochissima. Purtroppo l'incendio ha dato fastidio. Attiviamola di nuovo. Qua siamo a posto, siamo a posto, siamo a posto, siamo a posto. Un po' il medio reddito rompe un po' le scatole. Vediamo un po' che possiamo fare. Mettiamo adesso un centro commerciale da medio reddito. Eccolo qua. Così li facciamo contenti.
Ah, ai nostri ragazzi serve un'istruzione. Sì, sì, poi la avrete. Intanto qui stiamo andando alla grande. Veramente, questo incendio ci ha creato parecchi problemi. Meno male che adesso questa caserma è pronta con un camioncino qua sotto. Appena scoppia qualche altro incendio. Eccoli qua. Ai nostri ragazzi serve un'istruzione. Però un piano di... come dire, un centro commerciale a medio reddito potrebbe essere utile lo stesso. Allora, come sta andando qua? Il metallo lo stiamo producendo. Che dice qua? I residenti del piano degli appartamenti. Quale? Questo? Ragazzi, mi è venuta una bella idea. Possiamo sostituirlo questo piano? Non lo possiamo sostituire, mi sa. Però vediamo che vogliono. Giusto. Aiuto, poi dicono. Era meglio, ragazzi, fare una torre tutta a basso reddito, visto che questi qui vogliono anche l'istruzione. Già. Non conviene, mi sa. Andiamo a togliere questo piano. Sì, sì. E mettiamogli questo piano dell'istruzione, così li facciamo tranquilli. Ecco, guardate quanto mi deve costare. Ecco, piano dell'educazione. Perfetto. Allora, ragazzi, continuiamo ad andare avanti con la grande opera. Stiamo procedendo. Stiamo mandando tutto quello che serve. Cosa posso fare? Qualcuno mi ha detto metti l'aeroporto. Ma l'aeroporto, ragazzi, andiamo qua. Eccolo qui. Aeroporto. Potete vedere che facciamo volare turisti. È una specie l'aeroporto di... come dire... di zona per... le industrie... Ma non so fino a che... quanto costa? Possiamo farlo, dai, possiamo provare a farlo. Questa strada... questa strada qua... un attimo. L'aeroporto. Ecco qua, posso metterlo qua, però con una pista sola a quanto pare. Certo, perché lo spazio, ragazzi, è quello che è. No, forse no. Facciamo così. Vediamo un attimo. Così. Voglio vedere una cosa. Allora, proviamo a tirarla così. Perfetto. E ad aggiungerla qua. Aeroporto. Ecco, così possiamo aggiungere, ragazzi, un'altra pista. E potrebbe essere interessante. Allora, mettiamo l'aeroporto. Vediamo cosa ci darà in più. E ovviamente adesso la strada qua non può più passare, perché con gli aerei che... mi sa che questa strada, questo ponte non serve più. Anche se aveva aiutato tanto a smaltire il traffico. Ecco. Allora, voglio vedere, ragazzi, questo aeroporto come va e a che cosa serve. Cosa mettiamo qua? Una nuova pista, terminal passeggeri, terminal cargo. Mettiamone uno. Vediamo come vanno, dai. Questo farà più felici le industrie, a quanto ho capito. Comunque, qua c'è una nuova stradina e... tutto credo che dovrebbe sistemarsi. Quanto guadagniamo? 817, ok. Allora, qua sopra l'abbiamo finito. Non si riesce neanche a vedere. Ecco qua, piano dell'educazione. Adesso siamo contenti. Ecco, ora dovete arrivare però tutti a 600, e non dovete rompere le scatole. Non vorrei che si sia buggato con l'incendio. Però miglioriamo intanto la nostra villa del sindaco.
Non ha provato ancora questi, ok. Il modulo del municipio è disponibile. Ancora questi tristi, poverini, sono tristi. Perché sono tristi nonostante... Oh, allora, questo piano dell'educazione lo tengo per un altro mese. Appena 0 studenti e qua ancora 12 su 600. Chiudo questo piano e ne metto un altro a basso reddito e basta con queste stupidate. Ok. Facciamo così, andiamo alle megatorri. Megatorre piano centri commerciali, bassa tecnologia. Megatorri d'elite sarebbe bella da vedere. Vediamo se la possiamo mettere da qualche parte. Mi sa che lo spazio qua, ragazzi, è finito. Possiamo mettere niente, ecco. Qua le casse merci sono finite. Ecco l'aeroporto, ragazzi, arrivano aerei, caricano merci e vanno via. Vediamo il piano dell'educazione come va. 0 studenti ancora, va bene. Io aspetto un altro po', poi... Allora, come vanno le cose? I crimini commessi al giorno stanno aumentando e noi gli mettiamo altre auto. 1 e 2. Vediamo come va con la medicina. Vediamo un po'. Ecco, i furgoni della salute girano costantemente per la mappa per prevenire un po' tutto. Ragazzi, stiamo andando davvero bene. Credo che la città stia andando proprio alla grande. A livello di energia siamo ancora sopra. Un po' mi preoccupa questo fatto qua. 0 studenti. Sì, sì, adesso facciamo così. Guardate cosa facciamo adesso. Questo lo chiudiamo, così siete a posto e non rompete più le scatole. Questo qua sopra... Ah, ora serve energia, vero? Adesso facciamo così. Questo qua lo togliamo. Sì. E gli mettiamo come dire, un piano di appartamenti normali. E basta. Serve energia, l'energia c'è. Guardate un po' quanta ce n'è. Siamo oltre di 44,4 megawatt, quindi a posto siamo. C'è stato, ragazzi, un bug secondo me in questo piano d'appartamenti, non c'è altro. Allora, la città sta andando... Ehi, che è successo qui? Troppe morti, wow. Va bene, comunque stiamo andando benissimo, ragazzi. Il carbone 350 tonnellate al giorno. Prima ne facevamo 240, quindi vedete un po' il vantaggio di collocare questa miniera. E qua c'è un po' un guaio. Che è successo qua? Qua la strada mi sa che si è intasata perché non si può più passare. Qua siamo fermi proprio, mamma mia. Perché la strada qua è fatta male. Io per correre ho dovuto farla. Vediamo se riesco. Ecco, proviamo a tirare una linea così. Vediamo se riusciamo. Ma troppi incroci. Ci servono delle vie più fluide. Io vi ho detto, ragazzi, potete passare anche di qua e tornare. Non so. Qua la strada è proprio pessima. Tutti sti incroci rompono le scatole. Vediamo se qualcuno di voi ha qualche idea per migliorare il traffico da questa parte. Vediamo se possiamo mettere, ragazzi. Qua infatti è fluido. Ci sono problemi. Vediamo se riusciamo a portare qua sopra. Ecco. Perfetto. Abbiamo portato un'altra strada. Vediamo se possiamo aiutare un po' le persone. Ma qua non penso che possiamo collocare. Che dovrebbe essere. Ragazzi, allora la città è così collegata. Qua ci sono un po' di pasticci, però credo che sta andando bene lo stesso. Il traffico è un po' rompiscatole. Attività, vabbè, attività turistica, sai quanto me ne importa. Niente, ragazzi, potremmo sostituire un po' tutto e aiutare un po' le persone con gli autobus, ma fino a un certo punto. Comunque l'aeroporto, ragazzi, è più qualcosa di turistico che di... Ecco, la cosa più importante, infatti, potete vedere, sono i turisti, ma potete vedere che io posso aggiungere delle zone per spedire merci, ma fino a un certo punto. Ecco qua. Allora, anche per oggi abbiamo finito la nostra avventura. Ragazzi, credo che stiamo andando... La mappa è quasi completa, manca solo qualcosa, se vogliamo specializzarci in qualche cosa. Sì, però la popolazione è felicissima, potete vedere... Sì, c'è bisogno dei lavoratori. Ora non cerchiamo scuse inutili, Perfetto, andiamo a migliorare ancora la villa e aggiungiamo adesso il posto di guardia. Ragazzi, abbiamo raggiunto ormai un punto, diciamo...
di evoluzione totale. Adesso possiamo anche tenerci il metallo. Uso locale e lo esporteremo alla grande opera e basta. Vediamo un po' come vanno le cose. Ecco, qua ci vorranno ancora un paio di giorni, però verrà finita. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao a tutti.